Il Veneto apre alle comunità energetiche. Ecco una nuova opportunità per le imprese del territorio. Consapevole dell'importanza del momento, CNA Veneto ha organizzato l'incontro Le comunità energetiche al via negli spazi conferenze della Net Tower di Padova. Obiettivo: fornire agli associati e in generale agli imprenditori alcune conoscenze di base per affacciarsi a questo tema. Focus sulle normative vigenti e sugli aspetti tecnici. Abbiamo il decreto ministeriale che finalmente è stato pubblicato, in ambito regionale abbiamo il bando della regione che punta a contribuire, a promuovere le comunità energetiche, quindi non abbiamo ostacoli affinché le comunità intese come entità sociale, quindi cittadini, imprese e altro, possano attivarsi insieme alle istituzioni, ai comuni soprattutto, a costituire queste comunità energetiche. Da un lato le imprese sono parte della società e quindi possono chiaramente essere inserite in questo ambito di comunità energetiche e i nostri associati sono anche impiantisti, quindi possono avere sicuramente un ruolo importante. In questo momento di transizione CNA Veneto vuole ribadire il sostegno alle proprie imprese, in primis fornendo informazioni chiare sulle regole in vigore, ma anche continuando ad interloquire con la Regione. Il tema dell'energia è tra i più urgenti per il tessuto imprenditoriale del Veneto e adesso va data tutta l'attenzione necessaria. Sicuramente le comunità energetiche saranno il futuro per quanto riguarda la possibilità di avere sempre più corrente a uso gratuito e sempre guardando dal punto di vista energetico e dal punto di vista ecologico. Si parla tanto di transizione ecologica, transizione energetica, le comunità energetiche la fanno proprio da padrona. Teniamo presente che la comunità energetica è un insieme di pannelli, di impianti fotovoltaici proprio a servizio dell'utilizzo della corrente che serve poi per i vari siti artigiani o industriali. Approvata all'unanimità la legge regionale che dà il via libera alle comunità energetiche è una parte importante del più ampio piano energetico che verrà discusso a breve. Un piano ambizioso che punta su forme di energia alternative come il fotovoltaico, l'idrogeno e il biogas. In questo solco le comunità energetiche sono un passo concreto. Per la loro costituzione la Regione ha disposto un bando da 1 milione di euro, così da avviare le analisi preliminari. Per la loro effettiva costruzione la Regione si impegna a mettere a disposizione altri 10 milioni più avanti. Io credo che con le nuove prospettive, il nuovo piano energetico, le comunità energetiche, tutto il lavoro che stiamo facendo sull'idrogeno, perché noi abbiamo voluto la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità proprio per sviluppare tutto il tema dell'energia, quindi ricerca e produzione, e questo ci servirà per esempio per i trasporti, per avere un trasporto che sia ad impatto zero, perché è uno degli elementi emissivi davvero importanti.